C'è permesso? Avanti, favorite. C'è sta l'onorevole? Sì, signore, ma vi aspettando poco perché si sta facendo un bagno. O bagno a che ora? E chi le muove del tuo tempo? Accomodatevi, c'è sta pure una signora che sta aspettando. Uè, non avete, voi pure state qua. E che facete qua in coppa? Quello che facete voi? Sono venuta a portare scheda elettorale all'onorevole e a mi pigliare la pasta. Ma perché l'onorevole era la pasta? E che voi non lo sapete? O state dicendo voi, non so niente. E quando a chi le basterà per ogni scheda? 2 chili. Mamma mia, che miseria. Quando si presentava per sindaco, che lo poco è bene Dio. Ma chi le moglie elettore su assai? Noi abbiamo scaricati già 5 autotreni di pasta fino a mo'. E ha cominciato a passare pure i 24 kg miei. I tengo 12 schede, è verità. Mi ha dato 4 kg di vermicelle, 4 bucatine, 4 kg di zite, 4 mezzane. Io resto mi ha dato 2 bette, 2 bottiglie, cocciolette e sciusce badesse. E abita io pastificio pantanello. E perché? Chi le sono tutto sturtariel? Si è puliti per pigliate e si no. E come ne faccio le sturtarielle? E portate la ravaschiera. È permesso. Nega i trasa. Chi è? Avanti. Non c'è come fosse venuto moglie, ma qua. Sì, signore, sta qua. Aprite l'anno. Che vuoi? Che si sai aiutare a fare? A cavolare stavo lì a 3 ore. Si è seccata pure l'acqua noi voto quando si mena sta pasta. E che vuoi? Chi l'onorevole si sta facendo il bagno? E quando mangiamo? Chi le vogliono tenere fame? Fatene passare per 600 grammi a non giacomino. Ma che l'avete pigliata per una bottega di pastaiola a casa dell'onorevole? I che gente, aspettano la vigilia della lezione per mangiare. Nanni, e che volete dire con queste parole? Voglio dire che voto sa da schiettamento, non sa da pensare all'interesse. E perché voi orate schiettamente? Perciò avete cercato di sciusare badesse? Sentite, lavate sti sciusciamiez e state zitti. Casi esce l'onorevole, ma fate avere una cassoletta a me. E che la nanani ne parla rovava? Oh, navicei, so parla in faccia. Io si non voto all'onorevole Filitrocchi, ci ronco con tutto il cuore. Ma state zitti. Che voi state salendo e scendendo per tutti i comitati elettorali di Napoli per vedere la potete acchiappare più assai. E che mi avete pigliato per pagnottisti come voi? O pagnottisti, o marito vostro. Che cagne colore ogni tanto con il mio semaforo. All'anno per magna. Andiamo un cenno, ci veniamo a pigliare in mano la pasta. Facciamo la fuga sulla S stasera, cammina. E a cavolare stavo lì che ci mena a marito. Ma non dice tozze le palle, ma faccio il pane cotto. Voi vedete. Camminiamo un cenno. Mamma sta zitta a me, pienamente. Giacomino, io sono pronto. Fai entrare. Subito, onorevole. Accomodatevi, prego. Onore, buonasera e salute. Buonasera. Hai portato le schede? E vedete che sono 12. Ci stanno pure quelle dei frati miei e quelle dei sorelle marito. Benissimo. Logicamente loro sanno come debbono votare, no? E come? Chi la votaino pure là da voto? Basta fare un segno di croce sul simbolo del papà partito e scrivere il mio nome o il numero di lista sulle righe di mezzo. Tuo numero mio, lo sai qual è? E chi le là da voto? No, o 71. No, adesso è cambiato. Mo si muove pipì. O pipì a cere. Ah. Ya fo 69. E va bene, però hai messo da una cosa, onore. Quale cosa? Camerata per sti 12 voti che avete. E ti faccio un omaggio di 2 kg di pasta a persona. E siete arrivati con la pasta. Onore, che ci vanno pure i fagioli. E sta bene, ti regalo pure 1 chilo di fagioli a testa, sei contenta? No, ma io dico i fagioli per dire i pasilli, va. Ah, vuoi pasillo o i fagioli? Onore, io parlo dei sordi. I sordi? E che vuoi essere pagata? Si capisce. Chi lo figlio all'acquaiolo punto no figa che si è presentato purissimo per candidato. Ma ha promesso una 850 coupé. A casellina a casa, un vestito a me, un vestito a marito, e 4 vestiti per creature si non votasse. E chi sta è pazzo l'acquaiolo? Ma perché? Don Ferdinando Baccalaiuolo non mi vorrà 50.000 lire per ogni scheda? E tu vuoi mettere un babà? La sfogliatella. No, dico vuoi mettere un babà calaiolo con me. C'è sta una bella differenza. E Nicolò Ferrarecci, Vincenzo Portugallar, Totoro Pisciavinel, non mi hanno promesso Maremonte si è faccia sai lì. Ma chi sono sti cristiani? Sono tutti con le crevoste e se voi non mettete la coppa a loro, io voto, non vorrò. Non mi passa manco poca appelletta di Pontascar. E parla pure. Giacomino, Comandante, onorevole. fanni andare subito questa ricattatrice a coppa a casa mia. Ma perché che ha fatto? E mi va fuori ma mi va fuori gatto.
Vuoi fare ricotta? No, qua ricotta, va a trovare i soldi a me. E voi a così volevo voto? Uè, bella fe, andiamo fuori, Lei in mano a culo, lo sa, e non fuori a tu. Andiamo fuori, ascita. E non bottare, me ne sto dicendo. Aristide, vieni un minuto di fammi piacere. Che è stato? Che è successo? O Nil sta 3 ore in coppa vasina e non va a fare cacchio in nessuna maniera. Vieni a vedere tu. Ma è il momento che stai pensando a cacca lo voglio. Io tengo una cacca in il cervello. E solo che la tenete, a cacca in capo e niente più. Andiamo fuori, ascita. Volevi o Parlamento, sta mezza lingua, su, pa faccia sorda. Ma che schifezza l'elettore che tiene l'onorevole.